Si è tenuta a Legnaro una giornata di studi sull'apicoltura e l'agricoltura in occasione della Bee Week europea, grande evento che in tutta Europa fa prendere coscienza del rapporto strettissimo che c'è tra agricoltura e apicoltura. Il tema principale che è stato affrontato è quello di vedere se è possibile la convivenza tra le colture principali, da noi il mais, la vite, con l'attività apistica. E la risposta è stata sostanzialmente sì, perché oggi abbiamo tecniche, per esempio quelle messe a punto proprio da Veneto Agricoltura per quanto riguarda la difesa integrata del mais, che possono ridurre completamente l'uso di certi pesticidi fortemente tossici per le api, da cui sono dipese in questi anni morie estese. Lo stesso tema è stato affrontato anche per la viticoltura, dove la risposta non è ancora completamente convincente, ma ci siamo estremamente vicini. Quindi sostanzialmente la risposta alla domanda è possibile un'agricoltura che resti produttiva senza uccidere le api, la risposta è stata sì, e questo è stato il messaggio che da Legnaro abbiamo mandato in tutta Europa.